Voglia di ripresa nel mercato immobiliare. Le quotazioni si mantengono al ribasso anche se qualche spiraglio di luce inizia ad intravedersi. Il prezzo degli immobili diminuisce e l'offerta immobiliare al contrario aumenta. I proprietari di case sono sempre di più propensi a trattare sui prezzi. Dall'altro lato i tempi di vendita sono abbastanza stabili anche se nell'arco di un anno si sono leggermente ristretti. Si registra poi una maggiore attenzione alla qualità per chi acquista la prima casa. Nel primo semestre 2013 a Padova la variazione dei prezzi si è attestata attorno al meno 6%, un dato in miglioramento rispetto agli ultimi 2 anni. E in miglioramento rispetto all'anno scorso che era un meno 11%, sto parlando chiaramente della variazione dei prezzi, di 2 anni fa che era un 19%. La tipologia più richiesta è il trilocale con il 49%, sul 3 camere che rimane al 30%. La disponibilità di spesa va sotto i 119.000 euro per il 34% e tra i 120.000 e i 170.000 al 29%. Si acquista soprattutto l'85% come prima abitazione, anche se i giovani sono spesso e volentieri aiutati dai propri genitori. Si prediligono piccoli condomini con poche spese condominiali e si fa molta attenzione anche alla classificazione energetica. Nel primo semestre 2013 su Padova ci sono state 844 compravendite, meno 6% rispetto al 2012, e in provincia 2100, meno 16% rispetto allo stesso periodo del 2012. Principalmente abbiamo un target dai 18 ai 34 anni al 40%. Mentre si vende principalmente per migliorare la qualità abitativa, questo al 66%. Il venditore ha un target più alto, va dai 35 ai 45 anni. Sul mercato delle locazioni si registra una diminuzione dei canoni, gli inquilini e i proprietari di casa poi sono sempre più esigenti. Per quanto riguarda il mercato degli affitti, su Padova registriamo i trilocali a 500 euro mese e i bilocali a 400 euro mese.